Buongiorno! Buongiorno e bentornati sul canale di Life in Travel. Sono di nuovo io a parlarvi di un altro argomento molto interessante. Però prima, come al solito, due cose. La prima, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un like alla fine di questo video se vi è piaciuto, commentate. E la seconda, che questo video è ancora una volta sponsorizzato. Prova a dire un brand, prova a dire un nome, pensaci forte. No, non da quello. Questo video, come tutti i futuri, è sponsorizzato dalla Life in Travel Family. Ti lascio il link in descrizione per andare a vedere. È un sistema di abbonamento che ha un sacco di contenuti esclusivi ad accesso esclusivo per soltanto gli abbonati e che ci permette di continuare a fare anche questo tipo di video. Veniamo al punto. Oggi parliamo di questi, i navigatori GPS. Già la scorsa volta abbiamo parlato di dove e come scaricare le mappe gratis per il tuo navigatore GPS, ma se tu non hai un navigatore di GPS e vuoi scegliere il modello che preferisci, in questo video ti presentiamo i 10 migliori modelli scelti da noi, e quindi grazie all'esperienza di Vero e Leo e un po' meno mia e del Bendo abbiamo redatto una lista con i 10 migliori dispositivi. Non siamo qui a discutere dei pro e dei contro della scelta di avere un navigatore o meno. Siamo già alla fase successiva, cioè abbiamo già scelto di comprare un navigatore. Vogliamo capire pregi e difetti dei vari navigatori disponibili sul mercato e andiamo a vedere, con l'aiuto di qualche video direttamente dalle aziende produttrici, le caratteristiche dei 10 migliori GPS. Ci vediamo alla fine di questo video. Ciao! Bene ragazzi, eccoci all'interno della lista dei 10 migliori GPS per la bicicletta. Il primo tra tutti è il Garmin, perché quando parli di GPS outdoor parli di Garmin, quindi l'azienda di riferimento nell'ambito della navigazione outdoor in Italia e anche nel mondo. I GPS sono solidi, sono affidabili, sono durevoli. Garmin è diventata nel tempo l'azienda leader nella produzione di questi dispositivi. Hanno anche una differenziazione molto avanzata a livello di dispositivi, ce ne sono per il trekking, per la bici, per il running, per il fitness, e poi una community di possessori di GPS che vi può dare anche supporto nell'installazione, nella navigazione, anche nel comprendere bene come possono funzionare i vari dispositivi. In questa serie il prodotto di riferimento è il 1030, però da qualche anno Garmin propone il dispositivo Edge Explore, più adatto anche a noi cicloviaggiatori e biker. Le caratteristiche principali in breve sono lo schermo da 3 pollici, touch, quindi non grandissimo, impermeabile IPX7, la possibilità di connettersi con i dispositivi di sicurezza di Garmin e con lo smartphone, la mappa Garmin Cycle Map precaricata e poi una batteria agli ioni di litio ricaricabile con durata fino a 12 ore. Il prezzo è di 249,99 €, a cui però poi va aggiunta la spesa per la staffa da manubrio e quindi per poterlo fissare e utilizzarlo. Il sensore funziona solo con la rete GPS, non quella GLONASS e neanche quella Galileo, quindi la precisione non è eccelsa in tutti i casi, dipende un pochettino dalle zone in cui ci troviamo. Però il costo abbordabile aiuta cicloviaggiatori e cicloturisti a sceglierlo se vuoi rimanere su strade note e sentieri non troppo remoti. Passiamo poi a tutt'altro prodotto, sempre di Garmin però, Garmin Montana 700. Leo e Vero per esempio sono possessori dal 2015 di un Garmin Montana 600 che ormai risulta obsoleto. Quello che ti descrivo adesso è la terza o addirittura quarta evoluzione di quel dispositivo che loro hanno. La serie Edge potrebbe risultare un pochettino stretta ai cicloviaggiatori, ce ne sono anche altre, Etrex, Oregon, GPS Map, però questa è quella che sembra essere la più adatta ai biker più esigenti. Sul modello Montana 700 ci sono 3 alternative: il Montana 700, il Montana 700i e il Montana 750i. Il primo è il modello base tra virgolette, perché comunque vedendo anche il costo e la qualità stiamo parlando di un prodotto per utenti molto esigenti. Ha le mappe Topo Active Europe precaricate, ma poi è possibile caricare le mappe che si preferisce. Se non sai dove scaricare le mappe per il tuo GPS, ti lascio in descrizione un link al video dove ti spiego dove puoi trovare le varie mappe. Lo schermo è bello grande, 5 pollici touchscreen, il più grande
tra quelli dei dispositivi dedicati. Si può vedere quindi una buona porzione di mappa e un livello di dettaglio più che accettabile. La ricezione dei segnali satellitari arriva tramite GPS e GLONASS per un posizionamento più rapido e preciso. C'è anche un altimetro barometrico, una bussola a 3 assi, la batteria a ioni di litio con durata fino a 18 ore, sostituibile anche con 3 batterie AA. Impermeabilità IPX7, potrebbe però avere dei contro che sono l'ingombro e il peso, perché sono dei punti a sfavore di questo bel mattone. Se però non ti importa di avere 400 grammi in più sul manubrio, questa è un'ottima scelta. Il prezzo di listino è decisamente impegnativo, sono 599 euro che salgono a 699 per il Montana 700i con InReach integrato, che è la tecnologia per la messaggistica e la sicurezza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per cui è richiesto un abbonamento satellitare, oppure ancora a 799 euro per il Montana 750i, che ha sia la tecnologia InReach che la fotocamera da 8 megapixel integrata. Usciamo poi dal mondo Garmin per spostarci su un'azienda catalana, la Compe GPS, che con i suoi dispositivi TuNav ha ottenuto ottimi risultati anche in Italia. Sono prodotti realizzati da sportivi e risultano essere prodotti leggeri e robusti, e negli anni hanno anche variato numerosi dispositivi GPS per outdoor dedicati a un sacco di discipline. L'ultimo, per esempio, che è nato è il leggero ed economico Cross, che è un prodotto multisport, anche se la scelta di Leo in questo caso è caduta sul più completo TuNav Trail to Bike, soprattutto per le sue dimensioni dello schermo, che insieme alla leggerezza e alla presenza del supporto manubrio lo rendono un prodotto completo e desiderabile. Le caratteristiche principali sono lo schermo Gorilla Glass da 3 pollici e 7 touch, 4 pulsanti frontali, 2 laterali. Rispetto all'anno precedente, per esempio, è sparito il joystick, la batteria integrata da 4000 mAh con autonomia standard da 20 ore, la carta del proprio paese e la trasmissione in tempo reale per maggior sicurezza con la funzione SIMI, gratis per 6 mesi. Il prezzo di listino è di 399 euro. Passiamo poi a un'azienda tedesca, la Sigma, che da anni è leader nella realizzazione di ciclocomputer per la bici e si è anche lanciata da poco nella realizzazione di dispositivi GPS. Il più quotato di questi è il Sigma ROX 12.0 Sport, un prodotto abbastanza all'avanguardia. Il display transelettivo, attenzione perché uso dei termini complessi anche per me, si adatta alla luminosità dell'ambiente per avere una visibilità ottima in qualsiasi condizione, oltre a riconoscere le gocce di pioggia e evitarne l'interferenza che tanto ci fa dannare noi utilizzatori di navigatori senza pulsantini. Quindi questo navigatore ha 6 pulsanti per la navigazione, oltre lo schermo touch e la resistenza IP67. Queste caratteristiche lo rendono utilizzabile e resistente, e il sistema Wi-Fi integrato semplifica per esempio la comunicazione con le app più comuni, per esempio Komoot, Strava, Sigma Cloud e Dropbox. Ci sono anche delle mappe precaricate che sono basate sui dati OpenStreetMap, con la possibilità di scaricarne di qualsiasi paese. Caratteristiche principali di questo Sigma ROX 12 Sport sono lo schermo piuttosto piccolino rispetto ai precedenti, però sufficientemente ampio da comprendere il proprio percorso, da 3 pollici, batteria con durata di 16 ore, bussola a 3 assi, altimetro barometrico, 8 GB di memoria interna, ed è ottima anche la presenza del supporto manubrio nella confezione d'acquisto, che normalmente dovresti comprare a parte. Il prezzo di listino è di 366 euro, ci sono diversi modelli con 4 GB oppure 8 GB di memoria. Andiamo avanti nella nostra lista dei migliori GPS per la bici e parliamo di questo Xplova X5, un dispositivo GPS tutto in uno. Anche se Leo per esempio non è un amante di questi prodotti, ha voluto inserirlo in questa lista dei migliori GPS per offrire una scelta in più all'utente magari che ha bisogno di avere un prodotto che faccia un po' tutto. Oltre ad essere un GPS, questo prodotto per esempio ha una videocamera integrata di bassa qualità ovviamente, però per registrare per esempio quando si supera una certa velocità oppure una frequenza cardiaca o un determinato punto di interesse. Successivamente è possibile sovrapporre i dati ai propri video e comunicarli direttamente condividendoli con altre app, per esempio Strava. Un altro servizio per esempio è il live tracking, oppure anche la visualizzazione grafica dei dati e la comunicazione dei dati 3G integrata, quindi è un po' tutto. Sul dispositivo trovi già integrate le mappe OSM
e questa cosa dovrebbe rendere l'aggiornamento abbastanza intuitivo e veloce. Bisogna sempre tener conto che esistono sia i GPS che le action cam, quindi mettere insieme le due cose si rischia di fare male sia l'una cosa che l'altra, però la curiosità a volte è superiore a questo tipo di paturnie che ci si fa e quindi sarebbe bello poterlo provare per poter dare poi la nostra impressione. Vediamo al volo le caratteristiche principali, che sono display da 3 pollici, impermeabilità IPX7, connettività wifi, videocamera con filmati da 720 a 30 frame per second, batteria da 1500 mAh con circa 12 ore di autonomia, altimetro barometrico e sistema di GPS con anche attaccamento ai satelliti GLONASS. Il costo è di 350 euro, quindi abbastanza in linea con gli altri prodotti che ti ho proposto. Passiamo a un oggettino molto grazioso, molto gradevole dal punto di vista estetico, il Wahoo Element, che è leggero, compatto, forse più adatto in questo caso più a un pubblico amatoriale che cicloescursionistico. Abbiamo comunque inserito questo GPS all'interno di questa lista perché ci sono delle caratteristiche abbastanza di livello. Il peso, per esempio, che è di soli 99 grammi, l'impermeabilità IPX7, la batteria da 17 ore, che lo rendono un prodotto ottimo. Come i dispositivi precedenti ha tutta una serie di sensori e connettività con altre applicazioni, utilizza i sistemi GPS GLONASS e anche Galileo per la ricezione del segnale. Il rovescio però della medaglia è uno schermo piccolino, 2,7 pollici, e quindi la navigazione sui tracciati lunghi potrebbe essere complessa, costringendoci a pacioccare più volte sui tasti per navigare e farci capire qual è la strada giusta. Però è un ottimo prodotto anche questo, veramente molto grazioso. I supporti manubrio sono inclusi nel prezzo, che è di 349,99 €. Andiamo avanti nella nostra lista e parliamo del Mio Ciclo 605 HC. E l'azienda è la stessa che produce i dispositivi GPS portatili Magellan, la MiTek di Taiwan. Questo Mio Ciclo 605 HC ha uno schermo abbastanza ampio da 4 pollici e un'interfaccia piuttosto intuitiva. Si trovano le mappe preinstallate con le piste ciclabili e le strade OSM, dell'Europa nel nostro caso, ed è presente una batteria con durata fino a 15 ore con un'impermeabilità e resistenza alla polvere IPX7, quindi anche qua siamo su standard abbastanza in linea con tutti gli altri prodotti. Anche in questo caso c'è un'app per desktop con cui gestire i dati e poi c'è una funzione che a nostro parere è abbastanza divertente che si chiama Surprise Me, in cui vengono consigliati 3 percorsi sulla base del tempo a propria disposizione, della posizione e della destinazione. Anche in questo caso c'è il wifi con la possibilità di collegarsi ai sistemi di messaggistica istantanea, Facebook, WhatsApp, Twitter, eccetera, e per esempio anche qui seguire i segmenti Strava. Incluso nella scatola viene venduto un supporto manubrio e il cavo USB per la ricarica. Il prezzo è abbastanza competitivo, 350 € con sensore ANT+ integrato. Passiamo al Polar M460. L'azienda è sicuramente più nota per i cardiofrequenzimetri che non per i GPS, ma è passata da un po' di tempo anche sugli Sportwatch GPS e anche un dispositivo GPS per bici. Polar sicuramente è sinonimo di affidabilità e quindi anche il Polar M460 è entrato di diritto nella lista dei migliori dispositivi GPS del 2021. Questo GPS per bici ha buone caratteristiche, si pone in una fascia media perché riesce a contenere sia le funzionalità che anche il prezzo. Ad esempio, il Polar M460 ha un'autonomia di 16 ore, è impermeabile IPX7, è leggero e maneggevole, ha il piccolo display da 128x128, la batteria è ricaricabile e garantisce una connettività con le app più comuni. Il prezzo in listino quindi è molto basso, 179,90 se paragonato con gli altri prodotti di questa lista. Passiamo a un'altra azienda sicuramente conosciuta più per le luci che per i dispositivi GPS, Lesign. Nata nel 2007, si è dedicata di recente con successo anche a questo tipo di dispositivi. Il più recente è il Mega XL, con uno schermo da 2,7 pollici che ruota anche orizzontalmente o verticalmente, può essere utilizzato in entrambe le posizioni comodamente, a differenza invece di Garmin o degli altri che richiedono il montaggio e smontaggio del supporto del manubrio. Dotato di tutti i sistemi di connettività, questo GPS per bici batte tutti, almeno sulla carta. Per la durata della batteria, che può raggiungere 48 ore, riceve sia satelliti GPS che GLONASS,
dispone di barometro e accelerometro ed è anche presente un'app dedicata a questo Lesign Mega XL. Il prezzo è competitivissimo, di 199,99 € per il solo GPS oppure 299,99 € per il pacchetto completo con sensori e supporti. Arriviamo all'ultimo dispositivo GPS per bici del 2021, l'azienda sicuramente più dinamica dopo Garmin nel campo dei dispositivi è Brighton. Brighton produce numerosi modelli di GPS per l'outdoor e quello più evoluto e recente è il Brighton Rider 860. Forse il più adatto per chi ama l'off-road e l'avventura come noi, ha un display da 2,8 pollici, offre un'ottima esperienza utente. Presenta per esempio la cartografia precaricata di OpenStreetMap e la navigazione offline. Tutte le connettività di cui si ha bisogno con le app e ha un supporto completo GNSS, GPS GLONASS, Galileo, Baidu e QZSS, che dovrebbero garantire una precisione altissima e una copertura molto accurata. Ha una batteria che dura 16 ore, consente la carica con un power bank anche durante la registrazione, che è una cosa molto interessante soprattutto se stai viaggiando. Anche in questo caso è presente un'app dedicata e ha la possibilità di interagire con altre app, per esempio Strava, Komoot, eccetera. Il supporto del manubrio è incluso nella confezione, così come il cordino di sicurezza e il cavo USB per la ricarica, al costo di 299 €. Noi abbiamo terminato questa lista dei 10 GPS, ne posso menzionare ancora 4 che magari sono un po' più difficili da trovare in Italia, sono lo Stages Dash L50, il Pioneer SGX CA600 o l'Hammerhead Karoo 2 o ancora SRM PC8. Questa, ricordati, è la nostra personalissima lista, quindi tu potresti anche volerne aggiungere altri che utilizzi e di cui sei un felice utilizzatore o utilizzatrice, quindi lasciaci pure un commento per farci sapere cosa ne pensi. Possiamo ufficialmente uscire dalla realtà e dal computer, da questi video fantastici delle aziende, per tornare lungo lo scolmatore del canale Vacchelli. Ciao! Eccoci tornati lungo lo scolmatore del canale Vacchelli, praticamente dietro a casa mia, diciamo lungo il fiume Oglio che è più poetico. Abbiamo visto i 10 migliori GPS presenti sul mercato e quindi non resta che procedere all'acquisto. Tu puoi farlo anche con i link che ti lascio qui in descrizione direttamente su Amazon o andare a cercare ulteriori informazioni sui link dei produttori. Se vuoi approfondire l'argomento c'è l'articolo in descrizione. Come ti ho detto all'inizio di questo video, iscriviti al canale, metti un like, commenta, condividi, tutte le cose YouTube che si fanno solitamente, ma in più vai a vedere la Life in Travel Family per abbonarti e avere un sacco di contenuti esclusivi, tra cui Impronte, che è appena uscito, nel momento in cui registro questo video, una rivista semestrale cartacea che raccoglie racconti e fotografie e sogni. Noi ci vediamo alla prossima volta, al prossimo video, alla prossima pedalata. Ti saluto, me ne vado e nel frattempo vai a vedere in descrizione. Ciao!